Venerdì l'aggressione a un marinaio a CTV. Sabato notte a Piazzale Roma un uomo è andato in escandescenze piazzandosi davanti a un autobus per bloccarne la partenza e nemmeno il tentativo di 3 autisti è servito a riportare la calma. 2 episodi nel giro di poco tempo che portano il direttore di AVM a fare una considerazione generale. Io credo che queste minoranze, sottolineo sono delle minoranze, debbano essere isolate. Non si può pensare di tollerare questo tipo di comportamenti. E qui un appello va fatto non solo alle forze dell'ordine che ci stanno dando una grande mano e che hanno il nostro ringraziamento costante, ma va fatto un appello anche alla stragrande maggioranza dei nostri concittadini che sono persone oneste e che devono reagire di fronte a certi comportamenti, devono schierarsi dalla parte dei lavoratori e devono vigilare su certi comportamenti, perché credo che sia ora di finirla, che ogni tanto per una questione anche forse a volte di paura le persone si voltano dall'altra parte. Nei prossimi giorni Seno incontrerà il marinaio e i 3 autisti. L'azienda, sulla base anche dei filmati che abbiamo a disposizione, valuterà le eventuali azioni legali.